Terzo episodio di On the Road. Oggi siamo andati a Bonn, lo studio è sempre quello di Colonia, ma tra poco assieme commenteremo le immagini che ci sono state inviate. Tra poco su Zwischimer Channel. Eccoci, bentornati su On the Road. Come dicevo prima, siamo andati a Bonn. Eccoci qua, questo è il municipio, in primo piano, e iniziamo la nostra visita proprio da qui. Il municipio e la piazza, municipio classico con lo stemma sopra, stile ovviamente tedesco, lo possiamo vedere che comunque è uno stile verso il gotico, ecco. Abbiamo la piazza che si affaccia, piazza del mercato, che si affaccia proprio davanti al municipio e con lo slow motion la visitiamo, mentre qui ci portiamo invece sulla casa di un famoso, vediamo, il signor Ludwig von Beethoven. Chi era il famoso? Chi era? Un famoso operaio, sì, come no? No, lo sapevate tutti, vedete? Sì, famosissimo operaio, infatti si sente quelli che gli compongono la sinfonia, no dai scherzo, il nostro musicista, mentre poi adesso ci portiamo lentamente verso questo castello con le immagini in slow motion. E cosa di particolare? Fondamentalmente c'è un castello in mezzo alla città, ma c'è solo una porta e non c'è niente attorno, ovvero vediamo questo castello spuntare dal nulla in pratica. Interessante, molto interessante. Vabbè, continuiamo la nostra visita, che è meglio. Adesso ci spostiamo in questa chiesa che non si sa perché, ma è stata costruita in un avvallamento, così ogni volta che piove si allaga, perché tanto è dentro una buca. E adesso andiamo invece in zona dove ci sono le biciclette degli universitari. E che zona sarà mai? Guardiamo questo bel campanile, da questo campanile cambiamo la prospettiva, ma sempre lì rimaniamo e voilà! Indovinate dove siamo? Se prima c'erano le biciclette degli universitari, ora siamo davanti all'università con questo bellissimo prato inglese. Questa è l'università di Bonn, abbastanza antica. Poi ci riportiamo vicino appunto all'università, dove troviamo il nostro bellissimo Reno che già passava per Colonia, che è la tappa fondamentale del nostro tour. Vediamo il nostro bellissimo Reno da questo punto panoramico abbastanza alto nei pressi dell'università. Scendiamo giù, meglio, vai giù, eccoci qua, adesso siamo giù e insomma, come vediamo anche qui è molto trafficato anche di navi, grande, insomma non è di certo il Bacchiglione. Indoviniamo dove siamo, eccoci, il nostro nuovo show, indovina dove siamo. Ecco, non lo so, io non saprei dire dove siamo. Forse qualcuno ha esagerato con le bandiere, diciamo, ma non indovinerei mai che stato è, vero? Una bandiera assolutamente anonima di questo bellissimo stato. Mentre terminiamo invece il nostro viaggio a Bonn con un romantico messaggio d'amore sugli aerei, cosa che raramente si vede, un aeroplano che ti porta la richiesta: vuoi sposarmi? Va bene, grazie. Questo era tutto per Bonn e io vi invito a seguire anche gli episodi che verranno pubblicati su Zwischimer Channel Deutschland, doppiati in tedesco.